Giovedì 2 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi vedremo come Sant'Agata Libattiati è il comune più ricco della Sicilia e poi ancora l'addio al numero chiuso a Medicina e per lo spettacolo uno Shakespeare in versione siciliana. Cioppo traffico pendenti a Catania stasera. Ma cominciamo con l'attualità, Angelo. Sì, cominciamo con l'attualità. Con le europee sono state depositate 10 liste, poche le sorprese. La DC di Cuffaro resta fuori dopo 2 rifiuti dei candidati invitati e la campagna elettorale partirà senza Cateno De Luca, che è alle prese con una polmonite acuta. Si voterà, lo ricordiamo, l'8 e il 9 giugno. Giochi fatti con qualche sorpresa dell'ultima ora per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Il termine scade alle 20 del 1 maggio, ma molte sono le liste formalizzate già nella giornata del 30 aprile e quasi tutte le altre nel corso della mattina della giornata di festa. Caterina Chinnici guida la lista di Forza Italia, nella quale c'è anche Noi Moderati e il Movimento per l'Autonomia, niente spazio per Cuffaro. Confronto a distanza fra le due leader donna di destra e sinistra. Giorgia Meloni guida la lista di Fratelli d'Italia e Liz Klein quella del PD. Nel partito di destra però più di qualche tensione sia per la scelta di candidare Alessia Scorpo, imprenditrice vicina all'ex sindaco di Avola Luca Cannata, sposata però a un ex 5 Stelle. Il gossip politico poi racconta che il deputato regionale Marco Intravaia lascerà il partito in polemica con le scelte fatte per le candidature nella cittadina di Monreale. Ha già annunciato la sua adesione al gruppo misto. Nella Lega resta capolista Annalisa Dardino nonostante l'arrivo del generale Roberto Vannacci e c'è spazio per i neoalleati dell'UDC. Rita Bernardini guida la lista Stati Uniti d'Europa con Italia Viva, Più Europa e PSI. Nessun candidato DC dopo ben 2 no alle offerte fatte a Marco Zambuto e Laura Badessa. Carlo Calenda guida la lista di Azione seguito da Sonia Alfano. Leoluca Orlando guida quella dei Verdi. Cateno De Luca, al quale è stato riscontrato una polmonite acuta dopo il malore di ieri, guida la lista Libertà, ma al momento dovrà restare ricoverato e sottoposto a trattamento farmacologico e completamente a riposo. Infine Giuseppe Antoci guida la lista 5 Stelle. Siparietto proprio fra 5 Stelle e PD a Portella della Ginestra durante le celebrazioni del 1 maggio. La segretaria del PD è al cippo che ricorda i caduti di quella strage e il luogo di arrivo del corteo. Il presidente pentastellato invece alla Casa del Popolo di Piana degli Albanesi, luogo di partenza. Piccolo giallo infine per la lista Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro, che fa slittare la presentazione ufficiale fino al fotofinish. Niente politica come invece a Roma e a Taranto al concertone della Playa ieri a Catania, che è diventato uno dei più grandi festival di musica elettronica e rap del Meridione. Migliaia di giovani nel concerto che si chiama One Day. Da dove arrivate? Mazzarino, provincia Caltanissetta. Da Caserta. Sono arrivati da tutta la Sicilia e dal resto d'Italia per partecipare al festival che è diventato un punto di riferimento per la musica live nel sud Italia. Per chi non va a Roma e non va a Taranto, l'alternativa siciliana al concerto del 1 maggio è il One Day Music Festival, con una line-up variegata sul doppio palco allestito sulla spiaggia della Playa di Catania. Ma avete provocato il Montemagno, sempre nato come il Montemagno. La 15ª edizione punta a superare le 20.000 persone dello scorso anno, tutte qui dalle 10 del mattino fino a notte fonda. La compagnia, la musica e l'atmosfera che si crea. Abbiamo approfittato di tutti e 2 i palchi e da rifare. Qual è il tuo outfit? Più da Coacella. Un po' Coacella, un po' playa. Un po' sì. Le trecce finte, gli occhiali che si illuminano di notte. Un body che sembra un costume ma non lo è. Nessun riferimento politico, l'1 maggio catanese si contraddistingue per la musica elettronica, EDM, rap, trap. Dopo il successo di Mare Fuori e di Sanremo, Clara ha portato i suoi diamanti grezzi al One Day. Bellissimo, devo dire, energia bellissima, persone top, pubblico bellissimo, super carico. Mi piace che siamo artisti, come si dice, tutti differenti e secondo me è bello questa cosa. Tra gli emergenti della musica rap c'è il Matador, idolo dei giovanissimi, dopo la partecipazione al talent Nuova Scena. È il mio primo maggio, la prima volta che vengo in Sicilia, proprio in generale. È meglio stare uniti e divertirsi, prendersi a bene, non cacciarsi in situazioni sgradevoli. E per il concertone alla Playa la prefettura di Catania ha predisposto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi, controlli interforze sul viale Kennedy, stanati anche numerosi parcheggiatori abusivi. Presidiata dal basso e dall'alto la centralissima via Etnea
presa d'assalto dai turisti, così come è avvenuto per il ponte del 25 aprile. L'operazione sicurezza voluta dalla prefettura di Catania ha visto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi alla playa, composti di blocco, controlli e presidi, anche a cavallo al Boschetto, meta gettonata ed amata dai catanesi. La polizia, su disposizione del questore Bellassai, ha intensificato i servizi sul viale Kennedy con pattuglie dislocate nei punti nevralgici, specie nel tratto iniziale. In campo anche carabinieri, guardia di finanza, esercito e polizia municipale. Stanati anche numerosi parcheggiatori abusivi. Il caso più eclatante si è verificato a ridosso della spiaggia libera numero 3, dove veniva chiesto un ticket d'ingresso di 2 euro. Informato dei fatti, l'assessore al mare Guzzardi ha subito allertato le forze dell'ordine presenti in blocco in zona, mentre il comune di Catania invita gli automobilisti a denunciare simili episodi e a non pagare il parcheggio se non richiesto dagli addetti della cooperativa Stella Polare. Parcheggi, ed è il caso della spiaggia libera numero 2, trasformati in discariche a cielo aperto, immancabile l'Eternit e in luoghi di incontro occasionali, luoghi anche dove si consuma droga di giorno e di notte, a pochi passi dal super controllato viale Kennedy. Adesso ci spostiamo a Palermo, disoccupazione e criminalità purtroppo in alcuni quartieri della periferia, in particolare allo Sperone, dove il parroco ha lanciato un affondo. Qui dice: niente festa del lavoro, quale lavoro? Troppi problemi per il quartiere periferia del capoluogo. Io lavoro, mi si regolo e basta. Dove vivi per adesso? A casa con i genitori. Con tua moglie, con i tuoi figli? I miei figli. Che fa? La Chiesa ti sta dando una mano in questo momento. Sì. Giovanni ha famiglia, 2 bambini ed è disoccupato. Siamo stati nel quartiere Sperone di Palermo, dove la percentuale di disoccupazione cresce anno dopo anno. Incontriamo il parroco del quartiere che punta il dito contro le istituzioni per aver abbandonato alcune periferie. Qui in tanti hanno avuto anche problemi con la giustizia, come Giovanni. Di Giovanni ne abbiamo decine se non centinaia qui allo Sperone, situazioni complicate, situazioni che vedono una precarietà costante, la mancanza di lavoro è il problema fondamentale e che poi porta a scelte sbagliate. Giovanni è andato via da Palermo, lavorava fuori, è tornato perché ha un vecchio problema da risolvere con la giustizia in misura alternativa, è qui con noi, non riesce a trovare un lavoro. La disoccupazione che si intreccia con la microcriminalità, ragazzini che spacciano droga nel cuore del quartiere, il lavoro che manca. È un 1° maggio differente allo Sperone, quartiere che affianca anche Brancaccio. Non si può certo parlare di festa del lavoro allo Sperone, questo è chiaro, ma non si festeggia certo il lavoro, perché quel lavoro non c'è. Ci sono altri lavori che ben conosciamo, purtroppo allo Sperone, che noi contrastiamo ogni giorno con un'azione concreta, ma dinanzi alla domanda cosa devo fare allora, lì non sappiamo cosa rispondere, perché, ripeto, di Giovanni ne abbiamo centinaia e noi possiamo aiutarne qualcuno, le forze sono quelle che sono. Chiediamo lavoro, chiediamo posti di lavoro messi in regola, non sfruttati, e tante volte facciamo da ponte anche come parrocchia verso alcune aziende private che ci chiedono magari persone di fiducia da poter assumere. E adesso siamo al calcio, Michele, con la Serie B, perché il Palermo, nonostante l'arrivo di Mignani, non decolla, non funziona la cura di Mignani. Il Palermo ha perso anche contro lo Spezia, che è una delle squadre in fondo alla classifica. Comunque grazie a questo successo si è salvata. Fatale, c'è stato un clamoroso errore di Lund, ma vediamo il servizio. È ormai crisi, il Palermo è in caduta libera, i rosanero continuano a perdere alla Spezia e i siciliani perdono 1-0 al termine di una partita mal giocata. Al picco vincono i padroni di casa per effetto del gol di Giuseppe Di Serio sul retropassaggio avventato di Lund. La squadra di Michele Mignani, 3 pareggi e 2 sconfitte in 5 gare, continua a fare passi indietro. Il Palermo non riesce più a rialzarsi, la squadra non corre, slegata, giocatori lontani gli uni dagli altri e incapaci di leggere le situazioni. A regalare il pallone del vantaggio allo Spezia al 16° è Lund, che non si accorge degli avversari e prova un retropassaggio lento a Piacelli. Sul pallone arriva Di Serio, che supera il portiere con un pallonetto e infila in porta. Nel primo tempo il Palermo non tira mai in porta. Nel secondo tempo sembra una squadra diversa. Dopo 30 secondi Diachité prende coraggio, salta un uomo e calcia in porta in diagonale. Zot respinge come può, ma è un'illusione. Con il passare dei minuti resta l'unico tiro nello specchio per i rosanero, che ci provano poco e sono imprecisi. Lo Spezia controlla il risultato, i cambi di Mignani non sortiscono nessun effetto e un Palermo praticamente già in vacanza. E se prima con Corini la squadra quantomeno segnava, adesso invece spara a salve. Crisi nera, il Palermo rischia di compromettere anche il piazzamento al 6° posto.
Bene, adesso Michele vediamo e diamo uno sguardo ai quotidiani online, perché oggi non ci sono i giornali, diciamo, tradizionali cartacei in edicola. Con la prima pagina della Sicilia.it vediamo subito il titolo principale, quello sulle europee. Ecco tutti i nomi dei candidati delle liste in Sicilia tra sorprese e conferme. Giochi praticamente chiusi, l'abbiamo già parlato prima, e candidati a cui non resta che attendere a questo punto l'esito delle urne dopo quello che succederà l'8 e il 9 di giugno. Andiamo a Catania con il One Day Music, la playa di Catania è stata invasa da giovani, da DJ e dai cantanti. Migliaia sono riversati all'Afrobar per partecipare all'evento. Abbiamo prima visto il nostro servizio. Il malore sul palco per Cateno De Luca, che resta in ospedale, diagnosticata una polmonite. Il leader di Sud Chiama Nord si era sentito male durante un comizio elettorale. Queste, diciamo, le notizie in evidenza. Vi segnalo anche che c'è stato un incidente stradale piuttosto serio a Palermo. Un 25enne si trova in rianimazione. Non è ancora chiaro se il giovane, che è privo di documenti, fosse a piedi oppure viaggiasse a bordo di una bici. Questo per la prima pagina, diciamo, della Sicilia.it. Adesso la Sicilia Web, anche qui l'apertura è sulle europee. Sono state depositate le liste per la Sicilia, ecco chi si candida alle europee. Novità, conferme, tutti i nomi praticamente delle circoscrizioni isole. E ancora lo investono, c'è un ragazzo in coma a Palermo, anche qui la notizia. E quest'altra invece che riguarda la cronaca: Messina Denaro, nel covo una pistola carica. Questa è la notizia nascosta sotto il forno, la supponenza del boss nell'interrogatorio. Sì, perché pare che durante l'interrogatorio lui abbia mentito, naturalmente, dicendo agli investigatori che gli è arrivata dall'estero tutta una serie di cose che non erano assolutamente vere. Insomma, stavolta si è scoperta anche la pistola. Poi la notizia di cui abbiamo parlato ieri nel telegiornale, sullo stretto, la fiaccola olimpica con la scorta perché è passata attraverso lo stretto. Il 1° maggio a Catania l'operazione sicurezza, ne abbiamo parlato prima. E poi no alla chiusura totale di piazza Federico di Svevia, Confesercenti Catania, un'area pedonale solo in certe fasce orarie. Questa è la posizione. E lasciamo anche a questo punto la home page della Sicilia Web. Andiamo a vedere gli altri quotidiani. Siamo sul Giornale di Sicilia e la notizia di stamattina sul Giornale di Sicilia riguarda un incidente forse sul lavoro. Vediamo di cosa si tratta. C'è stato un incidente a Favara, precipita con il trattore in un laghetto, è morto un uomo di 64 anni. La vittima, nel momento in cui è avvenuto l'incidente, stava lavorando all'interno di un appezzamento di terreno di sua proprietà. Quindi, diciamo, all'indomani di quella che è stata la giornata che celebrava il lavoro e in cui si chiedevano maggiore sicurezza, c'è un altro incidente, e non è l'unico, perché nelle ultime ore ce ne sono stati diversi incidenti sul lavoro. Anche sul Giornale di Sicilia si torna sulla pistola che è stata trovata in un nascondiglio nel covo del boss Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazzara. Si insiste con la cronaca, con Palermo, un giovane investito in via Messina Marina e in rianimazione, non aveva però documenti con sé. C'è una mezza buona notizia per Palermo, perché alla RAP si sblocca l'assunzione di 46 autisti. L'8 maggio partiranno le lettere, stavolta per l'assunzione. Ce ne siamo occupati ieri nel corso del telegiornale. A Palermo rincari della Tari, aumenti medi del 6%. E poi volevo segnalare una notizia che arriva da Agrigento, perché in una clinica un paziente psichiatrico ha minacciato gli infermieri e ha ferito 2 poliziotti. Continuano dunque questi episodi che riguardano evidentemente la sicurezza nella sanità. Lasciamo anche il Giornale di Sicilia e adesso siamo alla Gazzetta del Sud online, quindi da Palermo ci spostiamo a Messina e leggiamo insieme. Aperto il parcheggio ex gasometro, quasi 300 posti gratuiti, ancora chiuso però il fosso dopo un incidente che è avvenuto, un incidente stradale avvenuto nella giornata dell'altro ieri. A Messina Cateno De Luca costretto a fermarsi, ha una polmonite in stato acuto e quindi i medici consigliano assolutamente riposo.
le elezioni europee. Ci sono tutti i candidati messinesi che vengono segnalati, da Cateno De Luca a Elvira Amata, per citarne alcuni, passando per Giuseppe Antoci, e poi c'è chiaramente l'elenco dei candidati. La festa del lavoro, ricordata, 1° maggio, Schlein Conte in Sicilia, corteo di Portella della Ginestra, un'alleanza contro la destra, il progetto c'è, questa la risposta data alla domanda. E poi Schifani, il governatore di Sicilia: il lavoro è la principale leva di inclusione sociale. Bene, le misure del governo fa riferimento a quanto adottato dal Consiglio dei Ministri e quindi al bonus di 100 euro, alla defiscalizzazione della 13ª ed altri approfondimenti che riguardano anche le agevolazioni per le assunzioni. Anche qui viene posto in evidenza la fiaccola olimpica che viaggia verso Parigi e attraversa anche lo stretto di Messina, scortato dalla Guardia Costiera. E poi 2 notizie che riguardano proprio la città di Messina: il risanamento, le ruspe tornano in azione e non solo a Camaro, e poi legge sulle baraccopole, siracusano Musolino, De Luca dice menzogne, nessun voto di scambio, lo giudice, sono 2 semplici comparse. Insomma, sono questioni legate più che altro alla città dello Stretto. E ancora restiamo comunque ai fatti siciliani, ai quotidiani online di Sicilia, e siamo in chiusura. Lo facciamo con l'edizione di Palermo di Repubblica. Anche qui, verso le elezioni europee, ecco le 10 liste e gli 80 candidati nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. Parliamo di 80 candidati. C'è un richiamo alla manifestazione di ieri, 1° maggio a Portella, con la Schlein lotta per il lavoro dignitoso, Conte impegnati per una vera alternativa, e poi sfilano a distanza, alla fine c'è stato un bacio. Questo è quello che scrive Repubblica. Ancora su Repubblica, altre notizie: le morti sul lavoro, De Palma della FIOM, governo pensa al fattore economico e non alle persone, manager pubblici con la maglia di Fratelli d'Italia, oltraggio agli operai. Questo è quello di cui parla il sindacato. Poi ne abbiamo già accennato prima, lo ripetiamo, Spezia Palermo è finito 1-0, quindi l'ennesima sconfitta per il Palermo. La cura Mignani non funziona e a questo punto bisognerà vedere quanto sia solida la posizione del neo allenatore rosanero, che da quando è arrivato di fatto non ha mai vinto e addirittura ha fatto peggio del suo predecessore, cioè Eugenio Corini. Staremo a vedere quali saranno le decisioni del Citigroup, che è la proprietà Tra del poco Palermo. Arriveranno i nostri primi ospiti, ci sarà il sindaco di Sant'Agata Libattiati, che come dicevamo è il comune più ricco della Sicilia. Ma intanto diamo un'occhiata al meteo e così vediamo che tempo fa oggi se state per uscire. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, il meteo lo guarderemo fra poco, intanto invece ancora un'occhiata ai giornali online con Angelo Gagliano. Sì, partiamo dal Corriere della Sera, il sito online che ha un'apertura dedicata alle donazioni. Dalla casa ai figli ai soldi sul conto ci sono nuove regole che sono spiegate dai notai e all'interno c'è dunque una guida. Novità, cambiamenti e integrazione del nuovo testo normativo. Tutto quello che bisogna sapere, i consigli dell'ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato, quindi insomma i massimi esperti in questa materia. Poi dobbiamo segnalare che a Milano c'è stato un fortissimo maltempo, non solo nella notte ma anche nella mattinata, e il fiume Seveso ha raggiunto la soglia di attenzione. Poi le liste, le europee, Meloni, Schlein, Vannacci e Salis, i big candidati e chi ha anche rinunciato. Ovviamente le circoscrizioni, che sono Italia nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole. Queste sono praticamente le circoscrizioni. Poi ancora il concertone con le pagelle. Perché? Ieri c'è stato il concertone chiaramente di Roma, Ariete e la chitarra scordata 4,5. Beh, con la chitarra scordata non si può andare al concertone. Tutti pazzi per ultimo, però prende 7,5. E poi c'è un monologo importante di Big Mama, la ricorderai a Sanremo, e le sue parole sono importanti perché dice: fallire è prezioso, si rivolge ai suoi coetanei perché dal fallimento si impara. È un messaggio certamente importante e positivo quello lanciato dalla giovanissima. Poi
Ti dicevo prima, abbiamo prima parlato del morto sul lavoro in Sicilia, a Favara, nell'Agrigentino. A Gioia del Colle un operaio di 59 anni è morto schiacciato dal materiale che trasportava, quindi un altro incidente sul lavoro. Questo per la prima pagina del Corriere della Sera Online. Adesso invece vediamo insieme la prima pagina di Repubblica, e su Repubblica si parla già del conflitto in Medio Oriente. Vediamo Israele-Hamas, diretta Hamas sulla proposta di tregua di Israele. La nostra posizione è negativa, ma andiamo avanti. Quindi diciamo che non sono favorevoli alla proposta di tregua, però in qualche modo cercano di trovare una soluzione. Ho l'impressione che si stia solo prendendo del tempo. E poi aggiungono, con l'operazione di Terra Rafah saltano i negoziati. Quindi diciamo che questa è la situazione. Poi c'è un'esercitazione importante che avviene nei mari della Grecia, dove i paesi europei stanno imparando a battersi senza aiuto americano, e quindi c'è un'esercitazione tra gli stati europei per trovare, diciamo, anche intesa per coordinare. Sì, ieri ne parlavano anche i quotidiani, ancora è una cosa molto esigua. Abbiamo 4 portaerei, 5.000 uomini, che sono francamente pochissimi, caccia spagnoli, francesi, italiani, greci e pure turchi, perché anche la Turchia, ricordiamo, fa parte della NATO. Esatto, hai ragione. Guarda, la Russia denuncia all'ONU, è stata denunciata all'ONU per i crimini di guerra commessi in Siria. È la prima volta, e questa è una svolta. Questa è una svolta. A proposito di conflitti, sempre in Ucraina, gli Stati Uniti accusano Mosca di usare nel territorio ucraino armi chimiche. La risposta: accuse infondate e odiose. Insomma, davvero non è facile assolutamente trovare una soluzione. Negli Stati Uniti andiamo perché c'è una svolta. In Arizona è stata abrogata la legge del 1864 che vietava del tutto l'aborto. Quindi, insomma, negli Stati Uniti è intervenuto questo fatto importante. Anche qui in evidenza, europei, tutti i candidati in tutte le circoscrizioni. Stati Uniti d'Europa, c'è anche un partito che si chiama così, insomma, dove c'è Renzi, no? C'è Italia Viva e più Europa. Poi siamo con la musica. Anche qui le pagelle del concertone non mancano da nessuna parte, 10 al pubblico, 5 ai conduttori, i momenti top e gli scivoloni flop. Questo per ricordare quanto avvenuto ieri alla concertone per il 1° maggio. Lasciamo adesso anche la prima pagina, l'home page di Repubblica.it, e vediamo anche la Stampa. La Stampa ha un'apertura che è in linea con quello che abbiamo visto. Perché? Perché si parla ancora di elezioni europee. Eccolo qui. Dunque, tutti i nomi dei candidati, nord, ovest, nord-est, centro, sud e isole. Queste sono le circoscrizioni, il Gran Bazar, i nomi pop, la carica dei parenti e gli incroci pericolosi, così vengono definiti dalla Stampa di Torino. Ancora, a proposito della riforma, comunque delle nuove regole per il lavoro, c'è un voucher fino a 40.000 euro per avviare una nuova attività. Questo è il piano del governo per spingere l'autoimpiego, quindi per fare, insomma, gli imprenditori di se stessi. Il bonus 100 euro, i requisiti per fare domanda e quando presentare questa domanda. E poi c'è una sorta di approfondimento, un dossier: paghe basse e poca soddisfazione, se per i giovani l'occupazione non conta. E probabilmente sono questi i motivi per cui i ragazzi forse non sono molto avvezzi a cercare un lavoro, perché quando arrivano poi sul posto di lavoro non vengono praticamente pagati come dovrebbero. Attenzione, perché arrivano degli aumenti, lo leggiamo insieme. Da luglio si parla di Telepass, aumenti fino al 113%. Ecco come fare per recedere senza rischi e le alternative per risparmiare. Quindi chi ha un abbonamento con Telepass rischia di un aumento piuttosto consistente del 113%. E poi questa è una curiosità che leggo soprattutto sulla Stampa. Stamattina non ci sono altri quotidiani online che lo riportano. Boom di allergie alimentari, e sotto i 3 anni il boom è del 120%. Ruolo dei farmaci e cibi
il cibo ultraprocessato, quindi praticamente andiamo incontro alle allergie perché i cibi vengono epurati e depurati di tutto, alla fine praticamente non riusciamo più a digerire quello che mangiamo. Questa è la sintesi, il messaggio che viene dato dalla stampa. Siamo adesso con il giornale. Eccola qui l'apertura, l'abbiamo prima letta anche, la Russia ha usato armi chimiche in Ucraina, la denuncia è degli Stati Uniti, questa è la notizia, un'ultima ora che viene rilanciata anche dal giornale online. E poi in primo piano la pioggia, i problemi tecnici e bella ciao, cos'è successo al concertone di Roma, viene praticamente tutto raccontato in questo approfondimento. Il Regno Unito, e siamo praticamente alla difesa comunque comune in Europa, il Regno Unito spinge verso i missili ipersonici, in una guida per conoscere meglio questa situazione. C'è una commessa che inguaierebbe Fassino, ha preso lo stesso profumo altre 2 volte. Questo è quello che viene riportato. È incredibile, ma le testimonianze sono in questa direzione. E adesso cercheremo di capire, magari ci saranno risvolti anche nelle inchieste. Lasciamo il giornale, adesso il Fatto Quotidiano. Siamo sul Fatto Quotidiano, vedete apertura. Cosa si trova dietro a Giorgia e gli altri capitalista, dalla bisnipote di Giolitti all'eterno Luigi Grillo, sintesi incompleta delle liste per le elezioni europee, quindi sono tutti i candidati. Poi si torna di nuovo a parlare di Medio Oriente. Netanyahu, no a intesa che includa la fine della guerra, Israele è pronta per attaccare Rafah, gli Stati Uniti si fermi e Hamas accetti la tregua. C'è anche una bozza dell'accordo, una tregua di 40 giorni a Gaza, scambio di detenuti e ostaggi, tutto questo e anche altro, cosa prevede il cessate il fuoco, ma fino a questo momento mi pare di poter dire che non ci sia questa volontà. Poi dal Fatto Quotidiano leggiamo sempre l'Italia supera 2 altre linee rosse negli aiuti a Kiev, il governo invia un SAMP-T e missili da crociera, quindi praticamente il nostro paese sta sostenendo, ma come tutti gli altri paesi europei, diciamo, l'Ucraina. Siamo adesso sul Messaggero, leggiamo l'apertura. Ucraina, la città di Chasiv-Var è carbonizzata, gli Stati Uniti, Mosca ha usato armi chimiche contro Kiev, e questa è la foto che possiamo fare vedere. Eccola qui la foto con questa, praticamente sono sciolte le pareti di questo edificio. Via l'esercitazione Neptune Strike 2024, l'operazione della NATO di cui facevamo prima, Putin in mostre carri armati conquistati. Questo è poi quello che viene fuori dalla guerra. Gaza, proiettili di gomma sui manifestanti alla University of Arizona, oltre 1100 arresti nei campus degli Stati Uniti, questo è. E poi l'Europea, anche qui consegnate le liste dei candidati, tutti i nomi, da Fratelli d'Italia al PD, dalla Lega al Movimento 5 Stelle, da Forza Italia agli altri. Chiudiamo, abbiamo un ultimo quotidiano online da vedere, ma si tratta di un quotidiano sportivo, così accontentiamo anche chi ama lo sport. E l'apertura di stamattina e di mercato, Zirkzee, primo tassello della nuova Juve, quello che si chiedono sulla rosa, ecco come giocherebbe insieme a Vlahovic, che è l'altro attaccante della Juventus. Direi che per stamattina con la rassegna stampa online ci fermiamo qui. Ora è il momento di guardare un po' il tempo prima di uscire, poi dopo avremo il sindaco di Sant'Agata dei Battiati, il comune più ricco della Sicilia. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì ancora all'insegna dell'instabilità su gran parte del nostro territorio, con temporali sparsi, localmente anche intensi. Ma vediamo ora nel dettaglio la Sicilia. Qui il tempo sarà in graduale miglioramento, nella giornata di giovedì ritorneranno infatti ampi spazi di cielo sereno, salvo per un po' di variabilità sulle coste settentrionali. I venti soffieranno a tratti sostenuti con mari mossi ma solo al largo. Temperature massime stabili con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi. Nel corso della giornata di venerdì situazione pressoché analoga, sempre con sole prevalente ma con maggiore variabilità in particolar modo sulle coste settentrionali e specie sul Messinese, con qualche debole
debole fenomeno sparso. I venti saranno in rinforzo, soffieranno infatti i sostenuti con mari in prevalenza mossi. Temperature senza variazioni, con valori massimi infatti ancora compresi tra i 20 e i 24 gradi. Dettagli maggiori in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo. Racconto solo la Sicilia migliore e ve la racconto il sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia con Isola Verde, l'occasione migliore per conoscere i luoghi, le storie, le tradizioni, i personaggi, gli eventi di questa terra che non finirà mai di farci innamorare. E allora vi aspetto tutti a bordo di Isola Verde. Buongiorno Sicilia, eccoci in diretta e con noi il nostro primo ospite Marco Rubino, che è il sindaco di Sant'Agata Li Battiati. Il comune in provincia di Catania al primo posto tra le città siciliane come classifica per reddito medio, con quanto, sindaco? Quant'è? Oltre poco più di 28.000 euro di reddito pro capite. Complimenti, batte sia pure di poco, ma supera San Gregorio che ne ha poco meno, sempre intorno ai 28.000, e anche Aci Castello, terzo in classifica, che con 25.000 euro circa. Qual è la ragione di questo? Diciamo sono i comuni dove la maggior parte della classe dirigente, di molti catanesi comunque, hanno deciso di andare ad abitare dopo il periodo degli anni 80 o anni 90. Il nostro comune, se ha qualche numero in più, è dovuto questo qui agli anni 90, quando il progetto del piano urbanistico ha voluto che le case non fossero più alte di 2 piani oltre mansarda. E poi uno strumento urbanistico che ha dato l'opportunità su lotti di 1.500-2.000 metri quadrati di realizzare delle ville singole. Ecco che è stata scelta anche per la qualità della, diciamo della vista. Ci affacciamo sul mare, ci giriamo alle spalle, a nord-ovest abbiamo la nostra meravigliosa Etna. E poi c'è anche una qualità della vita, con tutto il rispetto, che Sant'Agata Li Battiati mantiene di un certo livello. Certo, quindi come dire, anche una qualità abitativa che è attraente rispetto anche ad altre città. Vogliamo fare un po' di osservazioni su quello che sono le città siciliane, perché naturalmente il primo posto c'era a Palermo, questo era abbastanza scontato, con 22.000 euro, poi arriva Messina, Agrigento, e Catania è abbastanza indietro, con 21.000 euro, appena sopra Caltanissette e Trapani e Ragusa. Come si spiega questo? Dottore, il dato del 21 di Catania o del 28 di Sant'Agata Li Battiati è certamente un dato medio. Ci sta un po' di gente che ha qualche centinaio di migliaia di euro di reddito dichiarato. Come al solito le medie. Esattamente, qualcuno così addirittura supera anche il 1 milione o i 2 milioni di reddito, ma poi ci sta tanta gente, la gente più comune, la gente che ogni mattina si alza per andare a lavorare alla ricerca anche di un posto, oppure che purtroppo è attanagliata dal precariato, e questo porta la città di Catania, come tutto l'Interland, perché alla fine 28.000 euro per la mia Sant'Agata Li Battiati è un dato che noi altri speriamo di alzare soprattutto nella fascia bassa, perché ne abbiamo di bisogno, creando opportunità di lavoro. Ecco, secondo me le amministrazioni, grazie a Dio, sta cambiando il metodo di fare politica. Chiedo scusa, ma essendo un soggetto politico la devo buttare, come dire, tra virgolette, buttare sulla politica. La classe dirigente sta modificando quello che è la gestione del denaro e della cosa pubblica. Del denaro pubblico intendo che una volta si amministrava esclusivamente, ancora ora purtroppo lo si fa, col debito. Si prendevano i soldi nelle tesorerie comunali o nelle tesorerie degli enti pubblici e si amministrava la cosa pubblica. Oggi finalmente si sta cercando sempre di più di far comprendere, io dico e spero di essere con la mia Sant'Agata Li Battiati un modello, un esempio, che i finanziamenti pubblici diventano investimenti sul territorio, creando non solo opportunità di lavoro ma anche migliorando
dando maggiori e migliori servizi, la qualità della vita dei nostri concittadini. Direi che ci sta riuscendo certamente, Sindaco. Per quanto riguarda il confronto con le altre regioni, come siamo messi? Perché purtroppo lo sappiamo, la Calabria è quella con reddito più basso, mentre invece svetta sempre al primo posto la Lombardia, perché Milano, tutto quell'arco, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Triveneto, sono certamente più ricchi, ma anche perché nei 30 anni prima, e approfitto della sua battuta, le regioni sono stati molto lungimiranti, hanno avuto una visione. Io faccio un esempio che può essere semplice da comprendere per tutti. Lassù nel nord hanno creato 30-35 anni fa gli enti fiera, dove oggi a Rimini, a Verona, a Bologna fanno tante fiere tutti i giorni, dove l'Europa insieme pubblica, produce e fa vedere ciò che realizza. Da noi un ente fiera capace di fare entrare 8-10 mila persone non lo abbiamo. Un'accoglienza dal punto di vista degli hotel non ce l'abbiamo. Io faccio un esempio: l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ogni anno fa l'assemblea. L'assemblea porta da 5 a 7 mila sindaci presso quel luogo. In Sicilia, fateci caso, non si riesce a fare perché non abbiamo un luogo dove poterlo realizzare. Ecco la lungimiranza di quelle regioni come la Lombardia, come il Veneto, come l'Emilia Romagna, che hanno investito sulla realizzazione di centri fieristici di un certo livello, hanno investito sulla realizzazione di opere quali hotel per l'accoglienza. Noi siamo lontani, eppure siamo la terra che ha un lungo percorso di coste, siamo una meravigliosa isola. Eppure abbiamo un boom di turisti praticamente ormai quasi tutto l'anno. Ieri Catania era stracolma di turisti, meraviglioso. Però purtroppo abbiamo una politica, paghiamo lo scotto di una politica precedente che io non voglio criticare, per carità, però certamente io faccio sempre un esempio: un periodo di crisi porta uomini forti, il periodo della guerra, del dopoguerra, con il grande boom dell'economia degli anni 70-80, un periodo di uomini forti poi porta un periodo migliore ma con uomini deboli. Oggi grazie alla crisi io spero che ci siano uomini forti capaci di importanti decisioni per far crescere la nostra è quello che speriamo tutti, naturalmente. Dunque, ma per organizzare per esempio le fiere, come diceva lei, l'ente fiera, si hanno contributi dal centro, immagino, perché altrimenti come si fa? I contributi sono sia a livello nazionale che a livello europeo soprattutto. Anche. Fateci caso, fino a qualche anno fa, e l'avete notato voi altri per primi, i fondi europei molto spesso si diceva vengono restituiti, in realtà non arrivavano nemmeno da noi altri. Oggi fortunatamente, grazie a tante classi, nuove classi dirigenti, i fondi europei vengono spesi, vengono utilizzati. Oggi noi altri abbiamo un grande problema, lo abbiamo anche l'ANCI, in diversi sindaci lo diciamo: i fondi di sviluppo e coesione 21-2027, siamo a maggio oggi 2024 e ancora non si vedono. E come mai questo? E come mai? Perché questo qui è la regione sempre che gestisce, perché i fondi europei per la maggiore, i FESRI, FSC, vengono tutti... Qui stiamo parlando non del PNRR. No, il PNRR, i fondi europei che ci sono sempre stati e che ci saranno, grazie a Dio, viva Dio, sempre, vengono da quello che è il Dipartimento della Programmazione, che deve per carità giustamente studiare come distribuirli, fa la programmazione della distribuzione, però ancora oggi noi non li vediamo e i comuni hanno tanto bisogno di questi finanziamenti. Ci sono i FUA, ci sono diverse, ormai viviamo per sigle, tanti di quei centinaia di milioni di euro, dico centinaia di milioni di euro, che ancora non vengono distribuiti ai comuni. Io faccio un esempio: all'interno del mio comune, grazie alla riorganizzazione degli uffici, anche alla capacità assunzionale dovuta alla capacità di spesa, ho assunto, tra l'altro ieri lunedì 4, ho assunto già nel mio mandato ben 17 persone. Abbiamo bisogno di classi nuove, di nuovi uomini. Ma per ottenere questi fondi di cui parla lei, Sindaco, occorre passare attraverso la regione siciliana? Occorre avere innanzitutto la progettualità interna, cioè avere chiaro cosa si vuole fare, chiaro qual è lo sviluppo del paese. Avendo chiaro quello, devi immagazzinare la progettualità. Deve essere una progettualità cantierabile facilmente, e poi l'Europa
ti fa le finestre di apertura. Finestre di apertura, ad esempio, è uscito soltanto un bando dell'assessorato all'energia di 100 milioni, a cui abbiamo tutti partecipato, meraviglioso, siamo stati molto contenti per l'efficientamento energetico e io ringrazio quell'assessorato. Ma però gli non altri, basta, insomma. Assolutamente, 100 milioni, abbiamo un FSC di ben 15 miliardi, dottore. 15 miliardi fermi. Che sono fermi. Ancora quindi non quante arriva. volte noi parliamo dell'Europa, certe volte pure ci lamentiamo, diciamo l'Europa è ferma, ci abbandona su questo, non si cura di quest'altro, eppure cose pure vere, però contemporaneamente ci dimentichiamo che potremmo avere un sacco di soldi. Un sacco di soldi che diventano investimenti e, come ho detto poc'anzi, investimenti sul territorio sono fondamentali anche per quella che è l'occupazione, per quello che è l'innalzamento della cassa degli enti, così da poter avere capacità di cassa e capacità assunzionale. E oggi i comuni viviamo il dramma dei pochi dipendenti, perché siamo nel periodo dove molti sono, l'età media è 59-60 anni. Quindi stanno per andare via. E abbiamo molti giovani che hanno il diritto di uscire da una tenaglia che io la definisco quella del precariato pesante. Terribile. Tante famiglie la sera si chiudono e non possono programmare quello che è il loro diritto di realizzarsi una famiglia, di realizzare una crescita del nucleo familiare, perché sono precari. Io Tante parole, Sindaco. L'ultima domanda che le faccio: che progetti ha nell'immediato per Santa Casa di Battiati? Nell'immediato c'è la possibilità di poter spendere, ecco perché io utilizzo il vostro strumento, questi finanziamenti, perché ho realizzato 34 milioni di progetti, cioè c'è una modifica di Battiati assai importante di altissimo livello con le comunità energetiche. Tra poco avremo con l'Arcivescovo, inaugureremo la prima pietra, poseremo la prima pietra di una chiesa dei martiri inglesi che sono 41 anni che era bloccata. E grazie a questo Arcivescovo e a padre Don Daniele Prinzi la svilupperemo e poseremo la prima pietra. Sono altri 6 milioni, dottore, che saranno spesi sul territorio, perché questo è il progetto. Sono tante le opportunità che Battiati dà, soprattutto, ripeto, dal punto di vista del lavoro. L'efficientamento energetico siamo in assoluto i primi. Oggi abbiamo preso 150.000 euro pure per i cantieri scuole che da noi si erano persi. Li ho fatti già 2 anni fa, quest'anno sono stato tra gli 11 comuni della provincia a essere finanziato. Lavoreranno 32 disoccupati per 4 mesi, poi potranno prendersi quel piccolo periodo di NASPI, cioè almeno dai ristoro per 6 mesi a delle famiglie più o meno bisognose. Complimenti al sindaco di Santa Casa di Battiati, Marco Rubino, che ha un reddito più alto dei comuni siciliani, ma anche le idee molto chiare su come investire e come spendere i soldi che possono arrivare innanzitutto dalla nostra Europa. Grazie, buon lavoro sindaco. Grazie a voi. Adesso ci fermiamo per un po', voi rimanete con noi e tra poco parleremo della questione del numero chiuso a Medicina. Buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, parliamo con la nostra ospite Daniela Puzzo, che è presidente del corso di laurea di medicina e chirurgia di Catania, nonché docente. Cosa insegna? Fisiologia. Fisiologia. Parliamo del numero chiuso, sì o no? E soprattutto di quello che questo può comportare per noi utenti come numero di medici. Domanda: c'è o non c'è più il numero chiuso? Ancora si tratta di un disegno di legge, quindi ancora un disegno di legge che deve passare dai 2 rami del Parlamento e dovrà essere poi attuativo. E io tra l'altro non parlerei, lo dico fin dall'inizio, di numero chiuso, perché già questo termine crea un po' di ansia, ma di numero programmato. Ed è perché la programmazione in realtà Ma se il disegno di legge dovesse esigenze. essere approvato, come è ovvio, che succede? Cambia la modalità di accesso, però rimane comunque una modalità di accesso, nel senso che col nuovo disegno di legge ci sarà la libertà di iscriversi al primo semestre del corso di laurea in medicina. Primo semestre libero, Poi? Almeno questo è il disegno di legge. Dopodiché bisognerà superare tutti gli esami del primo semestre e nel disegno di legge c'è anche scritto essere ammessi ad una graduatoria nazionale. Quindi comunque ci sarà una forma di test, perché bisogna assicurare in ogni caso una programmazione. Diciamo, lo stretto, l'alta avviene... Avviene dopo, ma avviene comunque. Avviene dopo, ma avviene comunque, tra l'altro creando tantissime difficoltà.
perché facendo entrare tutti al primo semestre abbiamo delle difficoltà sia per il corso di laurea in medicina, perché immagini il numero di studenti e quindi la difficoltà nell'erogare queste lezioni sia per gli altri. Sì, Catania. Numero di studenti? Al momento noi abbiamo, consideri che già abbiamo raddoppiato rispetto a qualche anno fa, siamo a 500 studenti, quindi noi siamo partiti con, io ricordo pochissimi anni fa erano 280 gli accessi, siamo arrivati a 400, l'anno scorso in relazione alle esigenze ci hanno chiesto di ampliare, quindi in tutta Italia già abbiamo ampliato tantissimo e noi siamo adesso a 500. Gli iscritti in media, cioè chi si presenta al concorso di ammissione in media ogni anno si tratta di 2.800-3.000 studenti, se dovessimo aprire questi numeri aumentano di più, perché 3.000 è il numero di ragazzi che già sanno di dover affrontare un test. Diventerebbe un numero esorbitante, ovviamente. Però il problema che raccontiamo spesso al telegiornale, no? È quello che le liste d'attesa, una delle ragioni si dice è perché ci sono pochi medici. Allora, i medici però sono contrari a questa proposta, diciamo, di numero programmato. Allora, i medici sono, c'è stata l'ordine dei medici. L'ordine dei medici, sì, il dottore Anelli è pro numero programmato ed è contrario ad aprire perché facendo i calcoli, allora in realtà la programmazione viene fatta in relazione alle esigenze del territorio, quindi sono dei calcoli che vengono fatti da tutte le regioni e in relazione alla sostenibilità, cioè noi dobbiamo poter formare questi ragazzi, no? Perché sennò non avrebbe senso. Quindi hanno fatto, diciamo, tutti i calcoli e hanno visto che fra 10 anni andranno in pensione circa 7-8 mila medici e noi ne stiamo formando 20.000. Quindi già c'è un qualcosa che non va. Quindi in realtà il problema non è che mancano i medici, nel senso non è un problema di prima formazione, laurea in medicina, è un problema di quello che accade dopo, perché noi abbiamo sofferto tanto soprattutto nel periodo Covid perché mancavano tante figure professionali. Una delle problematiche che noi abbiamo è per quanto riguarda le emergenze, urgenze, anestesia, ma lì è un problema successivo di specializzazione, è un problema che viene un po' dopo, quindi avendo già aumentato i numeri, noi già per i prossimi anni abbiamo il numero sufficiente di medici per assicurare un buon funzionamento del sistema sanitario. Per capirci, secondo lei si risolve il problema della mancanza di personale fra i medici e poi di conseguenza anche per gli infermieri con questo provvedimento in arrivo? No. Io non credo che si risolva in questo modo, avremo problemi. Ci aggiungiamo dei problemi di un eccesso perché noi dobbiamo proiettare nel tempo, noi facciamo entrare oggi, questi ragazzi saranno laureati fra 6 anni, quindi dobbiamo proiettare nel tempo, avremo un eccesso di medici ma non soltanto, creiamo un problema nella formazione, perché la formazione deve essere a mio parere una formazione di qualità, noi dobbiamo assicurare di avere dei medici preparati, consideri che ormai da un paio d'anni la laurea è abilitante, dal 2020, quindi questi ragazzi dall'indomani sono in guardia medica, quindi li dobbiamo formare in modo adeguato e avere tutte le strutture disponibili. Purtroppo spesso ai provvedimenti non segue quello che dovrebbe seguire, che è un aumento dei fondi, un miglioramento delle strutture, eccetera. Anche l'anno scorso noi abbiamo aumentato i numeri, ma a costo zero. Quindi, sentiamo parlare noi che non capiamo bene le cose delle facoltà, del concorsone. Ma che è il concorsone? Allora, il concorsone è quello, diciamo, l'accesso che noi ogni anno abbiamo a medicina e l'anno scorso abbiamo avuto con un'altra modalità che è il TalkMed. Che ha avuto... Che cos'è? Il TalkMed è una modalità di accesso a medicina che in realtà è una modalità di accesso che utilizzano tanti corsi di laurea, già utilizzato da diversi corsi di laurea e l'anno scorso è stato utilizzato per medicina, con una modalità diversa, era in modalità in presenza per i ragazzi ma tramite piattaforma su diverse giornate con la equalizzazione del punteggio. Quest'anno la modalità è cambiata, ma in realtà è cambiata nel senso che è
tornata a quella che c'era 2 anni fa. Quindi un test in presenza scritto con i quesiti, con gli argomenti di biologia, chimica, matematica e fisica, conoscenze pregresse, e sarà adesso però sarà in 2 edizioni per dare una possibilità in più agli studenti. Sì, secondo lei, luglio. professoressa, diciamo che con queste modifiche che lei ha raccontato così bene, diciamo, potrà migliorare la disponibilità, diciamo, dei medici sul territorio, oppure poi ci siamo di nuovo da capo col gatto che si morde la coda? Scusi, ma i medici che vanno nel privato, i medici che fanno i gettonisti, i medici che vanno all'estero. Qui il problema è sempre uguale, è un problema post-formazione, che è un problema che riguarda i medici ma anche altre categorie professionali. Io faccio per esempio il punto ricerche e abbiamo problemi abbastanza simili, il problema è dopo. Ma glielo chiedevo per dire che non è questo allora il punto. Il punto non è formare migliaia e migliaia di medici, perché potremmo arrivare a un punto che formiamo migliaia di futuri disoccupati, nel senso quindi è rafforzare dopo, ma soprattutto la qualità, cioè noi dobbiamo avere, la qualità, il riconoscimento europeo del titolo, consideri che non c'è ancora? Tra l'altro c'è, ma noi abbiamo tutta una serie di, diciamo così, di parametri, l'accesso a numero chiuso, un certo numero di ore, una qualità. Abbiamo avuto anche, proprio ad aprile, l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale, è stata riconosciuta da un'associazione che si chiama World Federation of Medical Education, e quindi il nostro titolo potrebbe essere riconosciuto a livello internazionale, cioè già siamo molto avanti. Con tutto questo potrebbero venire meno i parametri di qualità fondamentali anche per il riconoscimento del titolo, quindi dobbiamo fare molta attenzione. No, ma è giusto, stiamo capendo adesso molto meglio, ma i parametri di qualità come si ottengono? I parametri di qualità ovviamente non possiamo aprire indiscriminatamente, perché le lezioni devono essere fatte in presenza e soprattutto ci deve essere la possibilità che questi ragazzi frequentino il tirocinio, che oggi è tirocinio sia professionalizzante che abilitante, sul territorio, negli ospedali, con tutor formati adeguatamente. Quindi lei capisce che aprendo a tutti partiamo dal non avere le aule a non avere le strutture, quindi questo non è possibile. Tra l'altro le dico che questo disegno di legge è nato un po' da un potpourri dei vari disegni di legge che erano stati presentati, quindi è stato un po', non è neanche chiarissimo, però la CRUI, con un gruppo di lavoro cui hanno partecipato anche i presidenti della conferenza dei presidenti, dei presidi, il CUN eccetera, ha presentato comunque una proposta alternativa valida, ma il numero programmato non può essere messo in discussione. D'accordo. L'ultima cosa che le chiedo è la frequenza, la partecipazione è adeguata oppure no? Cioè i giovani che si iscrivono poi magari non si vedono più oppure... È obbligatoria. È obbligatoria, tra l'altro è proprio obbligatoria secondo questo decreto europeo. Noi dobbiamo assicurare 5.500 ore di attività a questi studenti, obbligatoria, quindi i ragazzi non possono non frequentare, cioè non è possibile. Da questo punto di vista è una garanzia per loro, per la loro formazione, ma anche per noi cittadini. E questo è un altro problema, avendo tantissimi studenti, come facciamo a garantire la frequenza obbligatoria? Dovremmo farlo online, ma la formazione online è una formazione adeguata per un medico? No. Cioè la risposta è... Quindi ci sono una serie di punti interrogativi che ci rimangono... sono tante cose ancora da chiarire. Ripeto, questo è un disegno. Io spero che, visto che tante figure autorevoli stanno cercando di dare soluzioni, diciamo, diverse, alternative, si possa rivedere in punti salienti, perché tra l'altro se noi facciamo entrare tutti questi ragazzi al primo semestre non creiamo soltanto un problema a medicina, questo è un po' sottostimato questo problema, noi creiamo un problema a tutti gli altri corsi di laurea, perché noi avremo altri corsi di laurea, quelli che vengono citati se credo alla lettera E, non vorrei sbagliare, quindi tutta l'area biomedica, farmacia, biotecnologie, che partirebbero con pochissimi studenti, perché si sono iscritti tutti a medicina col numero aperto. Al secondo semestre si vedono arrivare centinaia di studenti che non hanno passato il primo blocco di medicina, quindi noi creiamo problemi non soltanto al nostro corso di laurea, ma in realtà a tutti gli altri di area medica. Hai capito? Quindi insomma ecco, c'è un po' di... Ecco, quindi come dire, le cose che sembrano semplici, no, risolviamo il problema, basta, numero chiuso, in realtà
hanno una loro complessità che poi le persone competenti come lei riescono a individuare. Grazie alla professoressa Daniela Puzzo, che è presidente del corso di laurea di medicina e chirurgia di Catania. Mi sa che ci ritroveremo per parlare ancora degli sviluppi di questa vicenda, che è una vicenda importantissima perché poi riguarda la vita quotidiana e la salute di tutti noi cittadini. Adesso state ancora con noi e tra poco parleremo invece di teatro, teatro divertente, una farsa siciliana da Shakespeare, niente meno. State con noi, buongiorno Sicilia. Di nuovo in studio in diretta, siamo in compagnia del regista Giuseppe Di Pasquale, che è il regista di questo spettacolo che va in onda, che viene in scena da stasera al Brancati di Catania, una commedia da Shakespeare che diventa una farsa, diciamo pure, troppo traffico, pennenti, molto rumore per nulla. Esatto, tradotto così. Tradotto così. Ma è uno scherzo che io e Andrea Camilleri, con il quale come sanno tutti ho collaborato per oltre 25 anni, un giorno passeggiando a Roma gli dico guarda Andrea, ho letto di un tale professore Juvara, che è messinese, che si è tirato fuori l'ennesima novità su Shakespeare. Dice che Shakespeare non era Shakespeare, ma era quel tale Michelangelo Florio Crollalanza, siciliano, quacquero di Palermo, che se ne scappa da Palermo, sale su e arriva da Cugini a Stratford-on-Avon e diventa Shakespeare. Lui dice, vabbè, dice, ma figura, dice ogni va. Dico, ma perché non facciamo uno scherzo? Prendiamo il molto rumore per nulla, lo traduciamo con un siciliano antico e facciamo finta che sia stato ritrovato in una cassa di una biblioteca e lo attribuiamo a Michelangelo Florio Crollalanza. Insomma, lo scherzo riuscì perché lo spettacolo è da 24 anni che lo portiamo in giro. Bene, complimenti. Ricordo gli attori: Angelo Tosto, Ramona Polizzi, Lucia Portale, Ruben Rigillo, insomma un cast di 11 attori bravissimi che fanno divertire, fanno commuovere. Tra l'altro questa è una commedia sull'amore e sulla futilità dell'amore. Il titolo, molto rumore per nulla, troppo traffico pennenti, è molto vicino anche al nostro carattere meridionale. Cioè noi, come diceva Moravia a Sciascia, noi siamo in grado di fare da una piccola cosa, da un piccolo problema, complicarlo, a differenza, diciamo così, della gente del nord che invece tende a semplificare. È ancora valida questa cosa, sì. È ancora molto valida. Naturalmente lì da Shakespeare ci sono scambi di persona, intrighi, duelli, giochi di parole, sono due coppie, grosso modo, è un principe geloso e litigioso, ma la cosa divertente è che tutto si svolge, comunque la capitale di tutto questo è Messina. Sì, Messina, che tra l'altro Shakespeare, il vero Shakespeare, non sapeva neanche dov'era. Cioè Messina per lui è un po' come Verona per Romeo e Giulietta, lì da qualche parte in Italia, da qualche parte. E allora proprio in virtù di questo mi sono divertito ad ambientare questa Messina, a spostarla più a sud e a spostarla in un crocevia di magheggi che è un po' arabo, un po' esotico, quindi in realtà noi ci troviamo davanti a casa di Leonato, ma è quasi ai limiti di una casba, quindi tutto avviene con i fumi, con gli odori, con i sapori, molto sud. Bello, molto sud. Bellissimo questo, eh? Questa rivisitazione però modificate anche la trama? Sì, in parte naturalmente abbiamo modificato la trama perché la trama aveva altri personaggi, anche un po' qualche complessità in più, l'abbiamo in qualche modo semplificata. Esatto, quello è il Sirtaki che balla alla festa di fidanzamento di Eru e di Claudio. Bellissimo, ballano bene, eccoli qua. Stava dicendo, scusi. Sì, appunto, abbiamo semplificato, diciamo, la nostra azione, ma con Camilleri abbiamo realizzato circa 10 testi per il teatro, questo è stato uno dei primi dopo il Birraio di Preston, e ci siamo divertiti a far sì che soprattutto la lingua, l'aspetto più importante di questa commedia, almeno nella sua versione appunto di siciliano antico, è questa lingua. È una lingua che
non corrisponde al siciliano parlato di oggi. Ci sono termini, ad esempio, allazzarare da muri. Allazzarare. Oggi se lo diciamo a un siciliano non lo sa che vuol dire. Allazzarare viene da laccio, cioè allacciare d'amore, quindi imprigionare d'amore. Oppure una vergine che va a farsi farfasiare, che va a farsi prendere in giro. Come si dice? Farfasiari. Insomma, ci sono giochi di parole. Ma siete divertiti? Molto, è proprio un gioco anche godibile all'orecchio, perché diventa una musica. Però tutto questo è comprensibile. Assolutamente, guardi che noi, come dire, quando lo portammo in Polonia per 2 volte al Festival Shakespeariano, con nostra somma sorpresa, ridevano esattamente negli stessi punti, quindi dove bisognava ridere, quindi comprendevano. Quindi è fantastico, diventa quasi una lingua universale. Esattamente, è proprio questo, è proprio una lingua universale che il teatro può rendere immediatamente comprensibile. Caspita, bellissimo. Allora, altre cose, qualcosa di inglese che rimane, qualcosa di siciliano l'ha già detto, ma l'inglese che rimane? No, in realtà no. Tra l'altro i vari registri che ci sono nella commedia, che sono appunto il registro diciamo colto, fa anche il paio con un registro molto popolare, perché nella commedia ci sono 3 guardie che parlano, e lì lo abbiamo lasciato in un improbabile italiano, cioè Shakespeare lo prevede come una sorta di appunto di linguaggio mescidato. Noi, per fare appunto il contrasto col siciliano, diventa un improbabile italiano di queste guardie che sono, insomma, alla buona, sono popolari, sono i veri comici poi della commedia. Perché sono in italiano. Esatto. Sono comici. E state al Brancati fino al 10 maggio. Avete avuto grandissimo successo anche all'estero, come diceva prima, esatto, abbiamo non solo in tutti i teatri italiani. Esatto, tra l'altro Gigi Proietti al Globe a Villa Borghese ci chiamò per 3 volte di seguito in 3 anni, perché il successo fu, devo dire, enorme. Chissà lui com'era appassionato di questo. Lui si divertiva, mi piacevano veniva, non dico ogni sera, ma veniva spesso, e ogni volta si divertiva, perché diceva: io no, ma queste cose mi piacciono, anche perché sono le cose che ho sempre fatto, e quindi era molto partecipe. Un po' i giochi di parole, un po' le trasformazioni. Era un maestro. E Camilleri che ricordo? Con Camilleri appunto l'anno prossimo, tra l'altro, sarà il centenario della nascita, e Andrea per me è stato, oltre che un maestro che ho incontrato in accademia alla Silvio D'Amico, un grande mentore. Mi ha regalato gli anni più belli e più fruttuosi, e non finirò mai di dirgli grazie. Che bello! Abbiamo, come dire, lui mi ha generosamente permesso di portare in scena quasi tutti i suoi testi, diciamo, con i quali abbiamo realizzato delle drammaturgie, e ad esempio fino a questa stagione la concessione del telefono col Teatro Biondo di Palermo, ha girato dal Piccolo di Milano in giro, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo. Insomma, Camilleri è e rimane ancora un punto di riferimento, non dico per me, ma per tutti noi che lo abbiamo conosciuto. E voi un po' prendete da lui questa idea di reinventare le parole, il linguaggio, che è tipico di Camilleri. Assolutamente, la sua è una lingua inventata, totalmente inventata. Quindi, bene, complimenti, in bocca al lupo allora da stasera. Cioppo, Ciaffico, Pinnenti al Brancato di Catania, regia di Giuseppe Di Pasquale, che è stato con noi e che ringraziamo per questo. In bocca al lupo, e fino al 10 maggio al Brancati di Catania. Grazie. E adesso il momento del nostro almanacco. Strano a dirsi, ma molti paesi fanno grande affidamento sul tonno, non solo per arricchire il loro menù, ma anche per dare impulso all'economia. Ecco perché ogni 2 maggio si tiene la giornata mondiale del tonno, un appuntamento fissato dalle Nazioni Unite nel 2011 che si impegna a mantenere la pesca del tonno tra le più sostenibili al mondo. In
situazioni di pericolo o di forte tensione, il nostro corpo attiva automaticamente delle risposte, tra cui l'incremento della sudorazione per prepararci a uno sforzo fisico. Possiamo sperimentare una reazione simile anche in situazioni non direttamente minacciose, ma anche solo guardando un film thriller. Questa connessione tra noi e i personaggi dello schermo è dovuta a meccanismi neurologici e psicologici, tra cui il fenomeno dei neuroni specchio, che ci permettono di sentire ciò che sta provando un'altra persona, quasi come se fossimo noi stessi in pericolo. Oggi esploriamo l'espressione a occhio e croce. Questo termine viene utilizzato per descrivere una stima, una misurazione approssimativa. In altre parole, circa o più o meno. Le radici di questa espressione affondano nella sartoria. I sarti di una volta, di fronte al rischio che i tessuti si sfilassero, dovevano intervenire a occhio, cioè senza l'aiuto di strumenti di misura. Il loro compito era ricucire i fili creando una forma a croce. Da questa pratica deriva l'espressione che usiamo ancora oggi per indicare qualcosa fatto in modo non del tutto preciso. Adesso è venuto il momento del nostro Marco, lo vorrei presentare in maniera ridondante, dantesca. Amor nullo amato, amar perdona, eh? Come ti sembra, Grazie, Carina, mi sento onorato, che bella presentazione, buongiorno. Buongiorno a te e buon caffè, beato te lì, con quella tazzina d'oro che vale, cos'è, zecchino, che cos'è? Sì, ha un zecchinatura d'oro. È un'ottocentesca, è un vero e proprio pezzo d'antiquariato che reca nel suo decoro le rose, perché volevo salutare questo maggio che tanto porterà, come diceva Erodoto, le stagioni che portano tanto, e viva le rose, viva maggio. Dunque, curiosità sul cielo di maggio? Ne abbiamo, sì, ma riallacciandomi un po' al nostro linguaggio teatrale e cinematografico inventato, voglio parlare anch'io di cinema oggi e dunque vi porto a parlare del mondo del David di Donatello. Ecco, vedete, è un premio assolutamente importantissimo. Il David, tra l'altro, è un premio molto critico. Indovinate che ha avuto ben 19 nomination. È proprio la signora Cortellesi con il suo E c'è ancora domani. Bravissima Paola, ci ha incantato tutti con questo film che ha avuto tanto successo e tanto riconoscimento. È la sua prima prova registica. Paola è stata assolutamente fiera, tra l'altro ha raccontato anche di come nasce questo film, ovvero dal fatto che dialogando con la figlia riteneva assurdo il fatto che i diritti delle donne, c'è stato un momento storico in cui si è dovuto lottare per questi, quindi Paola ha voluto raccontare come si è arrivato a tutta questa serie di cose. Bravissima Paola. Sagittario zodiacalmente, chi è il primo inseguitore? È proprio un altro segno zodiacale interessante, una bilancia, ed è Matteo Garrone col suo Io Capitano, che è stato assolutamente un film altrettanto valido, molto possente nel suo contenuto e nella sua storia. Mi è stato chiesto un pronostico, chi dei due? Vediamo se l'astrologo indovina anche stavolta. Vediamo, dai. Tutti e due. Voi che ne pensate? Naturalmente Cortellesi, sì, un po' di più sicuramente, perché il Sagittario è meglio messo, ma avrà anche il suo riconoscimento anche Garrone, almeno così dicono le stelle. Il suo film è e bellissimo, questo 2 anche maggio aggiungono inoltre che Plutone si ferma mentre la Luna esce dal segno zodiacale dell'Acquario, quindi i segni d'aria sono più leggeri, Gemelli, Bilancia, Acquario sono meno dubbiosi, meno cervellotici, quindi vanno verso un'evoluzione e un approccio un pochettino più sereno. Cosa fanno il Fuoco? Soprattutto Ariete e Sagittario, anche loro si dinamizzano un poco.
domande in amore, mentre invece il Sagittario la smette di cercare cavilli per convincersi finalmente che la strada che ha intrapreso è quella giusta senza insicurezze. Il Leone, essendo che Plutone si è fermato, anche se in opposizione, ha un respiro più ampio e più sereno. Cosa fanno i Terra? I Terra, è il mese del Toro e godono comunque di un forte sole, quindi una centratura sull'Io. Grande espansione con gli ultimi passi di Giove dentro questo segno zodiacale, che a fine maggio invece cambierà in Gemelli e sarà un maggio, appunto, come annunciato, molto complesso da raccontare di giorno in giorno. Ottimo anche per la Vergine, che sta risolvendo tutta una serie di pratiche e di lungaggini che finalmente sembrano avere una soluzione. In amore va meglio. Capricorno, va bene sempre tutto per il Capricorno quando ha il controllo della situazione e il sospettoso Plutone finalmente vi lascia una maggiore margine di serenità. Pesci, Cancro e Scorpione, gli Acqua cosa fanno con questo transito? Il Cancro deve cominciare a farsi invece un po' più domande, proprio perché questa retrogradazione di Plutone forse lo fa riflettere di più sui sentimenti. Scorpione torna a essere ironico, assolutamente sornione e anche con una visione più ampia e più leggera di tutta una serie di obiettivi prospettici. Si prevedono per lo Scorpione tutta una serie di viaggi, spostamenti e investimenti economici. A proposito di economia, i placidi pesci stanno facendosi venire in mente una qualche idea per migliorare questa condizione della loro vita e anche loro hanno dei progetti un po' più imprenditoriali in questo momento che sono favoritissimi, mentre invece Venere ruota bene per loro e quindi ancora una volta sono i più fortunati in amore. E detto questo, vi auguro una splendida giornata e un buon maggio. Anche a te, naturalmente. Buon caffè con molta invidia e ci rivediamo domani. Angelo, visto che i segni che ha citato, Scorpione e pesci, dobbiamo fare un'attività imprenditoriale. Adesso ci pensiamo. Vabbè. Intanto cominciamo questo viaggio nel tempo dal 2 maggio del 1519, quando ci lasciava uno dei geni più straordinari del Rinascimento, Leonardo da Vinci, che è molto più un pittore, era un architetto, scienziato, scrittore, genio assoluto. Avanziamo rapidamente al 2 maggio del 1869, quando a Parigi apre le Folies Bergère. Questo locale diventerà il simbolo della Belle Époque, famoso per i suoi spettacoli di varietà. Tra i suoi clienti abituali c'era anche un signore che si chiamava Marcel Proust. Siamo nel 1933, vai. Il 2 maggio avviene il primo avvistamento moderno del mostro del lago di Loch Ness in Scozia. Nessie, come è affettuosamente noto, diventa una delle leggende più amate ed una icona della cultura popolare scozzese. Il 2 maggio del 1969, cambiamo immagine, segna la partenza di questa nave, che è il transatlantico Queen Elizabeth II, da Southampton verso New York. Per decenni questa nave ha rappresentato il lusso e l'eleganza frequentata da jet set internazionale fino al suo ritiro dal servizio nel 2008. Si chiamava la Queen Elizabeth II. Poi nel 1997, il 2 maggio, l'avete riconosciuto, Tony Blair, avviene un importante cambiamento politico nel Regno Unito. Tony Blair, appunto, del partito laburista, diventa primo ministro dopo 18 anni di governo conservatore e a soli 43 anni Blair diventa il più giovane primo ministro britannico degli ultimi 185 anni. 2 maggio ma del 1999, Papa Giovanni Paolo II proclama beato Padre Pio, il frate di Pietrelcina, amplificando così la sua immensa popolarità e venerazione tra i fedeli di tutto il mondo. Un altro momento storico avviene il 2 maggio ma del 2011, quando il leader di Al-Qaeda, Osama Bin Laden, mandante degli attentati dell'11 settembre del 2001, viene ucciso dalle forze speciali statunitensi
in Pakistan. Nel 2012 una versione a pastello dell'Urlo, guardate che bello, di Munch, viene venduta all'asta a New York per 120 milioni di dollari, stabilendo un record assoluto. Guardate, questa è l'immagine dell'uomo che ha il presentimento che sta per arrivare qualcosa di terribile e poi sarebbe stata la guerra. Infine facciamo gli auguri a Francesco Facchinetti, nato il 2 maggio 1980, quindi buon compleanno Francesco, DJ Francesco, figlio di Roby dei Pooh, ha raggiunto il successo con hit come La canzone del capitano, che diventa il singolo più venduto dell'anno e spopola al Festival Bar del 2003. L'anno dopo, il 2004, partecipa al Festival di Sanremo nell'edizione condotta da Simona Ventura con Era bellissimo, ma noi ascoltiamo La canzone del capitano facendo ancora gli auguri a Francesco Facchinetti, augurandovi buona giornata e arrivederci a domani. Buongiorno Sicilia. A domani.